partiamo subito con leggere risultati e classifiche della Serie D. Alzanocene Castiglione 1-1, Cantù Castelnuovo Sandrà 1-0, Caratese Castellana 1-0, Legnago Voghera 4-4, Olginatese Dalfo Boario 1-0, Ponte San Pietro Colognese 0-0, Solbiate Insubria 0-1, Trento Villafranca 1-2, Verona Mantova 1-3. Sì. Virtus Vecum per Mantova, diciamo, perché Verona-Mantova sì, no, è un bel derby dei tempi andati, ma purtroppo il Verona penso che non lo incontreremo ancora per un pochettino. Ecco, andiamo a vedere la classifica. Allora, Colognese 11 punti, Trento Cantù 10, Mantova Castelnuovo Sandrà 9, Dalfo Boario Ponte San Pietro Legnago 8, Insubria Caratese 7, Voghera Castiglione 6, Olginatese 5, Villafranca Castellana 4, Vencomp Verona Solbiatese 3, Alzanocene 2. Stasera paga doppia perché oltre ai risultati c'è anche la classifica e andiamo a vedere quello che è accaduto al centro sportivo Gavagnin di Verona, quartiere Borgo Venezia. È stato un problema, veramente un'impresa filmare questa partita. I nostri eroi erano Nicola Antognetti e Gianmaria Pontiroli. Vi riproponiamo il servizio che è stato trasmesso qualche ora fa dal nostro TG e poi sentiremo al telefono Nicola Antognetti. Intanto via con le immagini. Il Mantova torna finalmente alla vittoria, si è concluso con un 3-1 il confronto con la Virtus Vecum Verona. Dopo un primo tempo poco convincente, nella ripresa i biancorossi prendono in mano le redini del gioco e riescono a trovare le reti decisive. Nelle immagini di Gianmaria Pontiroli il racconto della partita che ha segnato il ritorno della vittoria per i biancorossi. Pensavo che venisse una flotta. Contro la Virtus Vecum Verona, mister Archimede Graziani vara il 3-5-2 tanto annunciato in settimana, ma dopo solo 5 minuti deve fare i conti con l'infortunio di Gherardi, 8 punti di sutura al sopracciglio dopo uno scontro con Boldrini. Entra Graziani che prova ad impegnare subito i rossoblù, ma la prima vera svolta della partita arriva alla mezz'ora. Con Odogwu che rifila una gomitata a Zaninelli si vede sventolare in faccia il cartellino rosso dall'arbitro Berti Di Prato. Il Baby Peralta non sente la tensione del debutto e si guadagna il rigore che Graziani trasforma. Partita in discesa affatto. Prima Colonetti provoca ingenuamente il rigore che Lallo trasforma per l'1-1 e poi è proprio la Virtus a sfiorare il vantaggio. In chiusura di primo tempo Portesi, oggi in porta al posto dell'infortunato Bellodi, compie un autentico miracolo su Lallo e all'inizio del secondo tempo è il palo a negare il vantaggio della Virtus. Stavolta però il Mantova non scivola nel grigiore come 7 giorni fa a Castel Goffredo, bensì inizia a macinare gioco e qualche azione pregevole sia pure su palla inattiva e la partita improvvisamente vira tutta in biancorosso. Franchi al 20° timbra la sua seconda presenza con un gol davvero molto bello e 3 minuti dopo è Caruso a vestire ancora i panni del bomber con una cannonata su punizione all'incrocio dei pali e quando Zaninelli a 3 minuti dalla fine salva sulla linea i tifosi del Mantova possono davvero esultare. Stavolta la grinta e la voglia di fare hanno sopperito ad alcune lacune ancora presenti nei biancorossi ed ora le dichiarazioni di mister Archimede Graziani. Sapevamo che era una squadra che giocava 10 sotto la palla, non ti fa giocare, gioca a specchio e quindi è giusto così, però noi secondo me siamo stati bravi a colpire nel momento del rigore col ragazzetto del 93 soprattutto, prima di tutto. E le altre 2 volte a far girare palla, aver pazienza, perché eravamo un uomo in più, cercavamo di andare centralmente, secondo me sbagliavamo, quando siamo andati esterni abbiamo fatto molto bene. Formazione rivoluzionata quella del Mantova. Il Mantova torna finalmente intanto Nicola Antognetti è tornato tra noi, ma tra poco lo coinvolgeremo telefonicamente. Il Mantova, dicevo, ha fatto debuttare un ragazzo del 93 Peralta, c'era Portesi in porta per l'infortunio di Bellodi, non doveva giocare Graziani, è entrato e tra l'altro ha messo anche la sua firma nello score aprendo praticamente il punteggio su calcio di rigore. Diceva bene Zaira Verona-Mantova, perché effettivamente che si chiamino Chievo, che si chiamino Hellas, che si chiamano Virtus Vecum, queste squadre ispirano il clima del derby. Allora, per riviverlo sentiamo un testimone diretto, proprio Nicola Antognetti che è in collegamento telefonico con noi. Buonasera Nicola. Buonasera Gianni, buonasera ai tuoi ospiti e a tutti i telespettatori. Allora, prima vittoria esterna di questa stagione in campionato per il Mantova, una vittoria importante e anche sofferta, direi. Vittoria importante e sofferta, avevamo appunto chiesto la settimana scorsa durante la trasmissione del lunedì che ci fosse magari
anche qualche errore, ma un po' più di impegno, e i biancorossi hanno eseguito gli ordini. Alla fine la vittoria è arrivata, tutto sommato con merito, contro un avversario che, al di là della posizione in classifica e al di là del fatto che ha segnato un solo gol, guarda caso proprio contro il Mantova su rigore, si è rivelato molto arcigno e difficile da gestire. Quindi un bravo al Mantova per come ha saputo interpretare la partita e per come ha saputo a un certo punto riuscire anche a reagire alla delusione del gol su rigore, del pareggio immediato subito dopo il vantaggio. Il debutto di Peralta ha sorpreso molti, evidentemente era una sorpresa che si teneva in caldo da qualche giorno, e questo ragazzino ha fatto molto bene, mi pare. Ha sorpreso molti, e noi in primis, noi addetti ai lavori che commentavamo la partita, perché effettivamente, pur avendo solo 17 anni, ha dimostrato una discreta personalità. Chiaramente deve ancora affinarsi, come del resto tanti ragazzi che fanno parte della rosa del Mantova, però l'impressione ricavata in questa partita, che non era affatto facile e non si era messa bene per il Mantova, perché dopo 5 minuti era venuto a mancare Gherardi per un infortunio di gioco, fortunatamente poi rivelatosi meno grave del previsto, e che aveva costretto il mister a rivedere completamente come impostare il gioco della squadra. Lui comunque si è ben destreggiato, ha provocato il rigore dell'1-0, ha corso, ha macinato parecchi chilometri sulle fasce durante la partita, una buona gara. Oltre a lui vorrei segnalare anche Koulibaly o Mamadou, che dir si voglia, che ha dimostrato di avere già il carattere necessario per poter diventare fondamentale nel centrocampo del Mantova, e soprattutto di avere, cosa incredibile vista la situazione comunque con cui il Mantova era sceso in campo, la forza dei nervi distesi, tranquillissimo e in grado di poter smistare dei palloni veramente interessanti per i suoi compagni. Quindi un giocatore in crescita, perché si diceva sì, è bravo ma magari un po' scolastico, un po' elementare nell'impostare la manovra, però si vede che qualcosa di buono c'è e lo sta tirando fuori. Sì, ma poi penso che il lavoro fatto in settimana da mister Graziani si sia visto non tanto dal punto di vista del gioco, perché ricordiamo il Mantova presentava il 3-5-2 per la prima volta nel corso della sua stagione, quanto proprio sul piano delle motivazioni. Cioè si è rivisto in campo la stessa voglia, la stessa grinta che si era vista, per dire, nel secondo tempo con il Villafranca, che era mancata totalmente nella partita con la Castellana. Il Mantova ha sbagliato, ha commesso degli errori, lo stesso gol dell'Insubria è nato su un calcio di rigore regalato per un intervento che è stato forse l'unico errore che ha fatto in tutta la partita da Colonetti, però c'è stata la voglia di riprovarci, di continuare e di reagire quando la Virtus, pur essendo ridotta in 10, perché come avete visto, immagino avete già visto la sintesi della partita. Sì, la stiamo scorrendo mentre stai parlando, stiamo rivedendo gli episodi chiave dell'incontro. La Virtus, appunto, pur essendo rimasta in 10, era riuscita a rendersi pericolosa. Parliamo comunque, ad esempio, tanto per dire su quanto si è resa pericolosa, parliamo di un debuttante come Portesi, che sul finire del primo tempo ha salvato un gol quasi sicuro da parte del numero 10 Lallo, quindi tutti si sono mossi molto bene. Qualche errore c'è stato, però la strada sembra essere quella giusta. Ecco, toglimi una curiosità, si temeva un qualcosina sul fronte ordine pubblico, credo che non sia successo nulla di rilevante, però magari qualche problema logistico c'è stato per chi lavorava, esatto, anche per te e Gianmaria. La particolare conformazione del campo del centro sportivo Gavagnin di Verona, dove comunque, per dire, siamo stati accolti molto bene, non consentiva secondo noi delle riprese o comunque uno svolgimento del nostro lavoro di cronisti della domenica, di poter riprendere la partita in modo efficace, per cui io e il buon Gianmaria Pontiroli abbiamo cercato rifugio su un'altra tribuna, la tribuna del campo di baseball, che però sul retro consente un'eccellente visione del campo di gioco, e secondo noi, rispetto a dove erano posizionati i tifosi del Mantova, si riusciva a vedere la partita molto meglio. Quindi alla fine nelle difficoltà siamo riusciti a destreggiarci meglio, insomma. Sì, e anche a riprendere frontalmente i tifosi del Mantova, cosa che non ci riesce sempre, devo dire. Sì, soprattutto su certi campi, abbiamo visto anche solo a Castel Goffredo risulta difficile. Per quello che riguarda l'ordine pubblico, problemi non ce ne sono stati, non ci sono state visite da parte dei tifosi dell'Hellas, e comunque gli sfottò ci sono stati solo da parte dei tifosi del Mantova, che comunque, come sentono il nome Verona, sentono chiaramente già l'aria di derby. Da parte dei tifosi della Virtus il match non era sentito come un derby, anzi sul foglio, sul giornalino informativo della Virtus, l'incontro era visto anche quasi come un onore che una squadra blasonata e con una certa storia venisse a far visita ad una società che ha sempre bazzicato solo i campi dei dilettanti. I cui colori sociali non sono il giallo e il blu, dobbiamo dirlo. Sono rosso-blu, quindi tendono anche a staccarsi da quelle che sono le squadre di Verona.
Certo, domani sera ti rivedremo naturalmente in carne e ossa qui in studio con Giampaolo Grossi e quindi approfondiremo i temi che abbiamo accennato soltanto. Mi permetto solo, Gianni, in chiusura prima di salutarvi, che domani sera comunque avremo come ospite Manuel Spinale, capitano del Mantova, che oggi ha toccato nella sua Verona le 250 presenze in biancorosso. Sì, è proprio una coincidenza che ci voleva, giustamente in quel di Verona 250 è uno dei giocatori più presenti, l'abbiamo sottolineato più volte. Grazie allora Nicola e a presto. Saluto a tutti. Grazie.